Nella puntata di oggi abbiamo un ospite con noi, il vice sindaco Alberto Gobbo. Parleremo di un evento molto importante per la città di San Donà, la 36esima festa di primavera. Allora, vice sindaco, intanto buonasera. Buonasera a Ci lei. racconti un po' di curiosità, di novità di quest'anno. Abbiamo anche Piazza Indipendenza, no? È vero. Allora, innanzitutto anche quest'anno viene riproposta ancora per la 36esima festa della primavera che viene svolta il 25 di aprile. Il 25 di aprile ci saranno tante cose da vedere, ma soprattutto la cosa migliore è la festa dei fiori. Fiori che quest'anno vorremmo potenziare e aumentare anche perché abbiamo, giustamente come ricordava lei, abbiamo la Piazza Indipendenza che quest'anno sarà più grande del solito perché l'anno scorso non c'era, siamo andati nella Piazza Bergamin, ma quest'anno non saremo nella Piazza Bergamin ma saremo in Piazza Indipendenza. Allora, in Piazza Indipendenza ci sarà tutti i fiori con delle piante non piante alte, piante sempre da fiori, e questa è un po' l'indicazione che abbiamo dato come amministrazione alla Proloco. La organizzazione viene fatta da noi e dalla Proloco di San Donà, e che io mi sento di rivolgere un ringraziamento alla Proloco. Ecco, dicevo che la Piazza Indipendenza sarà veramente ornata da tutti i fiori, ma anche ci saranno delle piante. Avremo delle novità quest'anno nel campo dei fiori. Poi dalla Piazza Indipendenza ci spostiamo in Corso Silvio Trentin. Lasciamo un pezzo libero per l'alzabandiera perché vorremmo fare l'alzabandiera, ci sarà il discorso del nostro sindaco, noi tutti quanti parteciperemo alla Santa Messa delle 9 con il Gonfalone e tutte le associazioni d'arma combattistiche, ma prima, cioè dallo Sfizio in poi, avremo gli agricoltori che porteranno i loro prodotti. In quella zona lì quest'anno vorremmo inserire dentro dei prodotti di nicchia che arriveranno un po' da tutta Italia, saranno degli espositori che porteranno da tutta Italia, ma sarà anche in quell'occasione avremo anche delle rivendite di frittola, della famosa frittola che è il piatto forte nostro sandonatese, ma diciamo che anche lì nella zona di Cesare Battisti vorremmo veramente riempirla per dare un'immagine alla nostra città. Poi andiamo nella zona pedonale. Ecco, anche il nostro forte, al di fuori dei fiori e tutto, sarà la sposa in fiore. Vorremmo portare la sfilata delle spose, delle modelle, e ci saranno 10 gazebo per dare la possibilità alle spose di cambiarci e dimostrare, perché vogliono dimostrare anche i prodotti, cioè i vestiti da sposa e tutto il corredo che serve per un matrimonio. Ma il clou di tutto quanto, la bellezza, sarà poi giù nel parco fluviale. Il parco fluviale avremo senz'altro la famosa e la tradizionale fortaiata, sarà a mezzogiorno pronta, ma sarà anche a mezzogiorno dei piatti tipici nostri sandonatesi, di una volta. Faccio esempio, i bigoli in salsa, li trovate giù al parco fluviale e li trovate a mezzogiorno anche i bigoli in salsa. Poi ci sarà parecchie altre piattanze che verranno servite a tutti quanti che vorranno partecipare. Ma assieme a questo abbiamo voluto quest'anno potenziare perché abbiamo visto un grande successo l'anno scorso delle fattorie didattiche. Quest'anno vorremmo con le fattorie didattiche per far impegnare le famiglie, per far impegnare i bambini soprattutto e per portare i bambini delle scuole giù nel parco fluviale. Vorremmo, e lì ci sarà delle novità anche lì, perché quei bambini che magari vorranno dipingere la uova, vorranno fare qualcosa, poi alla fine se lo possono portare a casa. Ecco, diciamo che abbiamo tantissime cose da vedere.
tantissime, perché queste fattorie didattiche sono convinto che avremo un grosso successo, perché lo abbiamo visto l'anno scorso. E lì parteciperanno le scuole che impareranno a fare come facevano le nostre vecchie, le nostre nonne, che facevano il pane in casa. Faremo il pane in casa, ci sarà poi anche dei prodotti caseari, ci sarà veramente da divertirsi i bambini e senz'altro questi bambini troveranno veramente il modo di trovare veramente un divertimento giù al parco fluviale. Bene, grazie Vice Sindaco Alberto Gobbo. Ricordiamo festa di primavera a San Donà di Piave il 25 aprile 2013 e adesso vi lasciamo scoprire Gong, l'applicazione disponibile ora anche per il comune di San Donà di Piave, che permette di interagire tra l'amministrazione e i cittadini. Gemma Canzonieri.